Allora, coach, possiamo dire che Agrigento non ha fallito l'appuntamento con la storia, abbiamo presentato così appuntamento con la storia oggi a Palamon-Cara, al di là di tutte queste belle suggestioni, diciamo, non abbiamo fallito, abbiamo vinto noi. Sì, è stata una partita, lo sapevamo tutti, che sarebbe stata una partita difficile perché la forza di Cantù non era solo nella storia, solo nel nome, ma nel fatto che arrivava comunque la capolista, quindi la squadra che in questi mesi aveva dimostrato di essere più solida e continua rispetto alle altre pretendenti al salto di categoria. È chiaro che noi dal nostro punto di vista, giustamente credo, abbiamo provato a caricarla oltremodo perché era così che noi potevamo pensare di riuscire a giocarci alla pari con una squadra come questa, perché tramite l'entusiasmo, tramite l'adrenalina del nostro pubblico, di un Palamon-Cara che come avete visto era gremito e si è fatto sentire, sapevamo di poter comunque opporci a Cantù, che sicuramente rimane tuttora una squadra migliore della nostra, però loro lo sanno, sono tutte persone esperte, tutto lo staff, giocatori di alto livello. È un campionato difficile, è un campionato dove si incontrano squadre anche anomale dal punto di vista della struttura. Noi stessi siamo una squadra così, difficile a volte da inquadrare per queste squadre. Che dire, adesso anche per rispetto chiaramente ai nostri avversari, sicuramente ci prendiamo una giornata di festeggiamenti, sono molto contento per i ragazzi, però cerchiamo di tenere, personalmente cerco di tenere il profilo basso perché è stata una vittoria importante e che ci dà soprattutto 2 punti in classifica. Detto questo, per quanto mi riguarda la testa è già a Roma, abbiamo una trasferta difficile contro una squadra che è in forte ascesa, quindi ci prendiamo oggi per giustamente festeggiare, come detto, domani per riposare, da martedì si torna in palestra e purtroppo è un campionato che non ci consente di tirare il fiato, il ritmo è incessante e di conseguenza c'è subito da pensare alla prossima partita. Volevo dire un'altra cosa, sono contento di essere qui a commentare questa vittoria. Mi sarebbe piaciuto e forse sarebbero dovuti essere qui Gabriele Moncada in quanto presidente e Cristian Maglia in quanto direttore sportivo, perché se è vero che questa era una partita per una società come la nostra importante, perché è bello poter affrontare un pezzo di storia del nostro sport, credo che questo merito vada alla società, a quello che ha fatto in questi anni. Io lo scorso anno non c'ero, quindi non ho mai potuto dedicare nulla a Totò Moncada, che fu il primo presidente che mi portò ad Agrigento 3 anni fa, quindi permettetemi una piccola parentesi, voglio dedicare questa vittoria per il significato che ha al di fuori dei 2 punti a lui, e voglio dedicarla al mio presidente, voglio dedicarla al mio direttore sportivo, perché sono loro i fautori di tutto questo. E quindi è giusto che questa cosa gli venga riconosciuta. Poi per l'ultima cosa faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una partita gagliarda e se noi pensiamo alla fatica che abbiamo fatto nei primi 2 quarti, siamo una squadra offensiva che in casa produce tanti punti, abbiamo finito il primo tempo a 31 con gli avversari che ben ci avevano inquadrato sia fisicamente sia per quanto mi riguarda tatticamente. Riuscire a ribaltarla non era per nulla semplice, loro sono stati veramente encomiabili, quindi faccio complimenti a tutti i giocatori, sia chi ha giocato tanto, sia chi ha giocato poco, sia chi non è entrato, perché la settimana di lavoro per noi è fondamentale e nella settimana di lavoro ci sono anche i ragazzini che poi alla domenica non entrano in campo. Abbiamo spostato l'equilibrio delle vittorie, non più vittorie che sconfitte, rimane comunque vivo il sogno, la speranza di raggiungere la griglia playoff, sempre alla nostra portata? Assolutamente, noi non ci nascondiamo, nel senso che è pur vero che la salvezza non è ancora matematica e la matematica comunque regna sovrana in una classifica, quindi bisogna aspettare questa benedetta salvezza matematica che significherà tanto per il tipo di squadra e per le aspettative che avevamo. Però non ci nascondiamo, siamo a buon punto per questo primo obiettivo, vogliamo a questo punto entrare nei playoff, non sappiamo bene in quale girone perché c'è una formula un po' astrusa, anche poco meritocratica se vogliamo dire, ma non voglio aprire adesso una parentesi critica di polemica perché non ci potrebbe niente, però noi vogliamo entrare nei playoff e vogliamo giocarci la possibilità come migliori squadre di avere questo sogno che si chiama la 1
che ci interessa poco che sia o meno la nostra portata, noi vogliamo essere lì per quelle squadre che se la giocano. Dopo un paio di sconfitte in estremis fuori casa, che sicuramente la Fortitudo avrebbe meritato migliore sorte, questa gara era particolarmente importante sia per il blasone della squadra avversaria e sia anche per la Fortitudo, che non poteva perdere, diciamo, la corsa nella propria classifica, perché la attendono le gare esterne. Assolutamente. Perché dice bene, perché noi arrivavamo da 2 sconfitte consecutive in trasferta, dove è sempre complicatissimo riuscire a strappare una vittoria, perché ogni squadra ha un suo obiettivo, in questo momento non si molla niente. E poi tornavamo in casa nostra, dove abbiamo la sicurezza di poterci esprimere al meglio, ma contro una squadra veramente forte. Quindi il rischio di trovarsi con 3 sconfitte consecutive, che in realtà non avrebbero cambiato nulla per quello che è l'impegno, la qualità del nostro gioco e soprattutto la fiducia, però no, per quanto riguarda la classifica avrebbero cambiato qualcosa. Di conseguenza vincere questa partita è doppiamente importante, perché questi 2 punti chiaramente ci mantengono nella zona in cui vogliamo stare. Meno Sacchetti poco fa ha confermato giudizi lusinghieri sulla Fortitudo. L'ha detto tanto tempo fa che la Fortitudo gioca il migliore basket della nostra serie e l'ha riconfermato poc'anzi. Cosa gli rispondi? Ma lo ringrazio, chiaramente ho avuto modo di farlo anche personalmente. Sono oramai esperto del mio lavoro, so che non bisogna rifiutare i complimenti, perché arrivano raramente i complimenti e arrivano più facilmente le pedate nel sedere, quindi quando arrivano me li prendo volentieri. Chiaramente è un allenatore ed è stato un giocatore di altissimo livello, questa cosa ci fa piacere, però è una cosa da condividere, non per falsa modestia, ma perché da condividere assolutamente, perché un team deve funzionare in questo modo. Se tu non hai persone che ti seguono, non hai giocatori che credono in te, non hai giocatori che hanno la capacità di recepire determinate cose, cioè, tutto questo non si crea. Quindi è una cosa da condividere con lo staff, con Jack Cardelli che è il mio vice allenatore, con Marco del preparatore, con Borsellino che è il fisioterapista, con Fiannaca che è il team manager, con Fabrizio che è responsabile del nostro settore genere, ma ci dà una grossa mano quella con la squadra. Scusate se li nomino tutti, ma è gente che lavora tanto e che non ha mai il palcoscenico, quindi in ogni piccolo ci tenendo molto da tutto il mio staff. Coach, volevo chiederle per quanto riguarda Fernandez e Traoré, che oggi hanno avuto dei minuti non tantissimi, ma hanno fatto tanto bene, hanno fatto molto bene nel campo. Sì, Sergio Traoré è un ragazzo che ha delle qualità atletiche che possono aiutarlo ad avere la sua efficacia, soprattutto possono aiutarci. I primi mesi dell'anno lui non è stato della squadra perché c'erano dei problemi burocratici e non era tesserabile. Nella nostra idea iniziale era forse l'unico giocatore nel ruolo di 4, cioè che potesse dare un pochettino di respiro a Chiarastella. Questa cosa non è mai avvenuta perché lui non poteva essere schierato. È stato schierato, se non ero con Rieti, con Raimundo Cremona, si è subito scavigliato, quindi abbiamo dovuto recuperarlo. Oggi era la prima partita dove lui poteva essere della gara e ho voluto subito provare a dargli qualche minuto per rompere un po' il ghiaccio. È un ragazzo molto giovane, si è comportato molto bene e siamo contenti. Anche Fernandez 2 triple, se non erro. Negri. Negri, scusi. Sì, Negri è fondamentalmente un veterano, è un 32enne che ha un pedigree importante, che ha giocato ad alti livelli, viene da una rottura del tendine d'Achille, che è un infortunio molto serio. Quindi ha avuto anche in questa sua crescita, in questa sua riatletizzazione un pochettino di up and down. Devo dire che oggi difensivamente, se non un piccolo errorino da condividere con un compagno, è stato solidissimo a livello difensivo e quando è stato chiamato in causa ha fatto 2 bombe, quindi ci ha dato una grossissima mano. Ma devo dire che la chiave, seppure sotto di 6 punti, la chiave è stata proprio nel primo tempo la condivisione anche del minutaggio, quindi i 4 minuti di Sergio Traoré, i 3 minuti di Peterson, i 4-5 minuti di Negri, cioè hanno permesso poi alla squadra di avere più energia nel secondo tempo. Il terzo quarto in particolar modo, il terzo quarto quello che ha spaccato la partita, perché sto notando che diverse partite che entrano poi alla fine del primo tempo, la Fortitudo il terzo quarto se lo gioca tutto
Ma sì, si sono espressi molto bene, abbiamo cambiato qualcosina a livello difensivo, abbiamo modificato qualche scelta perché volevamo provare ad avere un ritmo offensivo migliore. Siamo una squadra che ha un po' bisogno di correre Sì, deve girare molto. per potersi esprimere. Devo dire che Cantù ci aveva messo del suo a fermare un po' questo nostro flusso di movimento di palla. Nel secondo tempo abbiamo deciso anche di forzare qualche tiro in più, di andare un po' più sulla fiducia, di preoccuparci meno degli errori e di aumentare un po' appunto il numero di possessi. I ragazzi sono stati bravi a farlo, ma è tutto partito da una difesa arcigna che ci ha permesso di recuperare palloni, di volare in contropiede, accendendo poi un ambiente all'interno del quale noi traiamo veramente tanta adrenalina e i nostri avversari vengono un pochettino anche soffocati nella fiducia. Coach, un'ultima domanda: quando sei tornato ad Agrigento hai sognato giornate come questa? Quanto desideravi giornate come questa? Allora, io cerco di essere molto pragmatico, nel senso che vivo veramente la giornata, non è un messaggio che voglio lanciare ai miei giocatori. Ho imparato che le cose nello sport e nella vita, ma non voglio fare un discorso troppo profondo, troppo filosofico, vanno e vengono anche senza meriti e demeriti e con una velocità che non è controllabile. Quindi io sto sulla settimana, all'inizio della settimana, dopo la sconfitta di Milano, ci siamo guardati negli occhi e vedendo la risposta dei miei giocatori speravo e credevo fortemente in questa vittoria, quindi per quanto mi riguarda non è una sorpresa, sapevamo tutti delle difficoltà, inutile nasconderselo, però era una cosa che sentivo nelle nostre corde. I nostri ragazzi hanno faticato parecchio perché hanno speso parecchi minuti sul parquet. La squadra avversaria invece aveva una panchina lunga con giocatori di alto livello. Ma sì, sono stati molto bravi, si è vista questa cosa che lei sta dicendo, perché nel finale siamo chiaramente arrivati un pochettino corti a livello di energia. Cantù ci ha praticamente ripreso, noi siamo stati bravi in controllo finale a non arrivare a un possesso di distanza, però lì della differenza energetica chiaramente c'è stata, era troppo rischioso cambiare qualcuno in quel momento a freddo, in un momento classico, in un momento così importante. Abbiamo preferito andare avanti con gli stessi, ci sono arrivati un pochettino alla canna del gas, però devo dire sono stati bravi. Un messaggio ai tifosi, coach. Ma sicuramente un grazie ai tifosi, un pochettino come tutta la società, e qua va un applauso alla società. Li avevo chiamati a raccolta perché ci tenevo veramente che potesse diventare una giornata come poi è diventata, quindi li ringrazio e continuo a chiedere ai nostri tifosi di fidarsi di questa squadra e di fidarsi non solo quando ci sono queste giornate, anche quando ci sono giornate storte, perché i nostri ragazzi hanno sicuramente dei limiti oggettivi, però hanno un cuore immenso e anche quando sbagliano dando tutto ed è una cosa importante.